Veniamo da tantissimi anni di pace. C'è qualcuno che sente un po' il brivido, che gli è a cui è capitato di scrivere ci vorrebbe una bella guerra su internet, che è un commento tipico di solito se hai più di 65 anni e scarichi, non so cosa. Non ho idea del perché le persone nate negli anni 50 abbiano questa voglia di andare in guerra. Sarebbe bellissimo. Avete visto un po' di tempo fa c'è stata una manifestazione lanciata da Michele Serra e si trovano tutti i grandi della sinistra italiana, tutti andiamo a combattere, figa, andiamo a spaccare. Perché non mi fiderei di mettere in mano un fucile a un ex alcolizzato per il nostro... Però c'è qualcuno che ha mai sentito questo brivido che dice ma sì dai andiamo a combattere, o è una stronzata che ho in testa solo io e possiamo anche cambiare argomento da qua in poi? Prego. Una bella crociata. Non so se avete sentito, ma lascio che sia lui a ripetere. Prego maestro. No, dicevo una bella vecchia crociata magari. Una bella vecchia crociata in nome del cristianesimo. Ok, una bella crociata contro chi? Gli infedeli, questo è chiaro, ma lascio a te la possibilità di definirli. Ci espandiamo più verso l'Africa e verso il Medio Oriente, diciamo. L'Italia si espande verso l'Africa e il Medio Oriente, gli immigrati che puntano alle nostre coste, che vedono queste navi che vanno dall'altra parte. Che cazzo stanno facendo? Tra l'altro vestiti come dei crociati, quindi ci sono questi ragazzi disperati in cerca di una nuova vita, toccando le coste italiane, che vedono tu e un gruppo di ragazzi vestiti da soldati nel 1400, non so, 1300, 1200, con la durlindana, l'elmo, così, che puntate dritti verso la Libia per poi scendere pieni di ruggine per andare a portare... Poi hai detto il Medio Oriente, zona tranquilla, dove hanno bisogno di noi, hanno bisogno di un po' di cristianesimo. Ragazzi, state tranquilli, provate questo panino al crudo, è la fine del mondo. Scusa. Un po' di porchetta. Un po' di porchetta. Certo, c'è Netanyahu. Guarda, tu mi rilasso adesso. Scherzo, non dirò mai più questo nome. Dicevi, scusa? No, appunto. Quali sono i valori che esporteresti con queste crociate tricolori in giro per l'Africa e il Medio Oriente? Territori nei quali espandersi, cioè tutto Sahara. Solo l'Italia potrebbe andare a prendersi quintali di sabbia. È una grande idea, ma anche una grande minchiata, vai? Che valori... Non ci sono più quelli di una volta. No. Questo è chiaro, però se mai dovessi pensare... Hai detto crociate, in particolare, quindi... santificare la domenica, direi. Tutto qui? Sì, vorrei... tutti si dovrebbero riposare la domenica, mangiare in famiglia, quello, dai. Ma sei Vannacci eterosessuale? Bello, ma e come mai ci tieni così tanto la domenica? Sei sposato? Sei fidanzato? No, fidanzato. Fidanzato. E la domenica non è è il vostro giorno, è il giorno in cui vi rilassate, vorresti le persone... Perché ci tieni così tanto la domenica? Si trova la pace, diciamo, dai. Dopo una settimana lunga di lavoro, un po' di pace. Che lavoro fai? Il crociato. Consulenza. Ok, e lavori anche il sabato? No. E che fai di così esaltante il sabato? Che la domenica vuoi andare a conquistare altri 2 continenti? Oh, calma! E di recente ho cominciato a fare tutte le pulizie, tutte le faccende di casa, quindi non mi riposo. Ed è una tua crociata o una sua crociata? No, io abito da solo ancora per adesso, quindi tutto da solo. Da quanto tempo state insieme? 4 anni. 4 anni. 4 anni e stai ancora da solo per scelta? Per scelta. Lei è qui con te? Sì, è accanto a me. Passare il microfono un secondo, se può. Vai, e 4 anni insieme e vivete ancora? Forse quasi anche... 5. Scoppia la guerra. Il tuo uomo alla guida di un battaglione di crociati arriva non lo so, in Egitto e dice sembra di stare a Torino. Scherzo, a Milano.
Un po' è vero. E si trova lì e tutto quanto. Tu che lettere gli manderesti? Quanto ti faresti sentire? Perché questa sarebbe anche la prima guerra in cui se ci si scrive fra persone innamorate non si mandano le lettere, ma ci si può raggiungere via cellulare, no? E quindi rapporti tossici, tu sei in guerra, sì, non mi rompere i coglioni. Cosa gli scriveresti dopo aver attenzionato in modo così chiaro il fatto che state da quasi 5 anni e non 4 insieme? Beh, aspettare la domenica e chiedere se si sta riposando. Ma perché avete questa preoccupazione così forte? Perché è il giorno del grande sesso? Il sesso della domenica mattina? No.